Oggi ci troviamo lungo la strada provinciale 76 e come vedete il cartello là in fondo siamo sul comune di Fosa. Il nostro percorso inizia proprio da qui. Sì, siamo in Val Miela a 999 sul livello del mare e il numero del nostro itinerario è l'861 Monte Castelgomberto e Montefior. E come sempre inizia già col bosco e la natura, quindi andiamo! Allora, un'informazione tecnica, qui ci sono 3 itinerari che vanno su a Monte Castelgomberto. L'861 che è questo, che tira da subito, l'861 bis che va su a zig zag e poi c'è l'860 che parte proprio da Foza e va su. Quindi praticamente sapete quasi tutto. Bello ciò. Sì, dai, non spaventatevi adesso che ho detto che tira. Come sempre, la natura che ci circonda ripaga di tutto. Non sentite la fatica e arrivate in vetta in un attimo, o no? 1, 2, 3, 4, 5, troppi anni, troppi. Come vedete anche qui qualche bell'alberone è andato giù, però il nostro itinerario è bello, pulito e sgombro. Allora volevo dirvi, e con la scusa mi siedo un pochettino, che questo itinerario è segnato molto bene. Troverete i nostri segni ufficiali ogni circa 150-200 metri, qui non potete sbagliare. Poi prima giù qua ho trovato una coppia di americani, mi hanno visto e hanno fatto ehi là, jump and run. Dai, non è vero, però ci sono veramente, Oggi qua siamo in 3 praticamente. Dopo circa 2,5 km usciamo dal bosco e ci spariamo questo panorama che ti dà decisamente la carica e ti fa arrivare in vetta sempre con più forza e energia. Oh, avete visto? Dopo circa 3 km cambia decisamente scenario qui. Guardate, si è aperta una prateria praticamente. Meraviglioso, dai! Anche questi sentieri parlano della Grande Guerra e qui abbiamo un bel monumento. Qui siamo a Malga Slapeur 1628. Slapeur, speriamo si dica così. E il nostro itinerario, l'861, continua di qua per questa stradina ben definita. Analizzando bene la cartina dell'861, a un certo punto si divide in 2 direzioni e fa un anello. Secondo me siamo sul punto di divisione, perché 861 a destra Casara, Montagnanova, Montefior, e l'861 a sinistra Monte Castelgomberto e Montefior. Quindi noi andiamo a sinistra, però avete capito che anche andando a destra si ritorna. Come vi ho già detto, questo itinerario come altri fanno parte della Grande Guerra e qui troverete ogni tanto delle locandine come questa con delle frasi molto toccanti e particolari appartenute a un soldato, anzi a un diario di un soldato, che vi fanno veramente capire cosa vedevano e cosa provavano. E poi la montagna è bella perché è strana e varia. Perché? Guardate un po'. Dopo circa 6 km siamo arrivati a Selletta Stringa 1731 e come vedete qui trincee lapide. Quindi vi faccio una bella panoramica di cosa vedrete qui.
momento panorama sarà veramente spettacolare e unico perché eccolo qua, guardate. Eccoci arrivati in vetta a Monte Castelgomberto e la trincea che avete visto prima praticamente termina qui. Dietro di me c'è anche un monumento dedicato alla guerra. Ci sono anche delle belle panchine, quindi ci sta tutta una pausa, 10 minuti di relax e si riparte. Come vedete la croce è ancora dietro di me, arrivare qui sopra sono 5 minuti di deviazione. Fateli perché merita. Ritorniamo giù al bivio iniziale dove è iniziata la trincea e adesso andiamo sul Monte Fior. Eccoci arrivati, benvenuti a Monte Fior 1824. Qui termina il nostro percorso, a dire la verità parte l'altro 861 che fa il giro dall'altra parte. Andiamo qui che è più bello. Eccoci qui. Dietro di me ci sono delle tabelle che spiegano tutte le montagne viste da quassù. Quindi siamo partiti da Fosa, da Valmiera, abbiamo fatto l'861, sono 7 km e 500 metri con un dislivello positivo di 847 metri. L'861, tac, conquistato! Continuate a seguirmi su Giampirà, Facebook ed Instagram, iscrivetevi al mio canale YouTube perché i miei video escono solo là e da qui, dal Monte Fior. È tutto, ci vediamo alla prossima e come sempre, ehi là! Mi sono dimenticato di dirvi che ci sono le gallerie con tanto di tabelle descrittive, guardate! No, non ve la mostro, venite qua a vederla.